Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Lo scorso fine settimana, nell'ambito di servizi programmati per il contrasto al fenomeno del traffico illecito di animali d'affezione, una pattuglia della sezione della Polstrada di Gorizia ha fermato, nei pressi dello svincolo autostradale di Palmanova, un furgone con a bordo 30 cuccioli di cane. Per ulteriori accertamenti e per verificare lo stato di salute degli animali è stato richiesto l'intervento del servizio veterinario che, unitamente al Corpo Forestale Regionale, ha constatato il degrado e l'inadeguatezza del trasporto. I cagnolini, 5 bassotti, 4 barboncini, 2 chihuahua, 2 golden retriever, 4 spritz, 3 bulldog francesi, 6 shih tzu e un Shiba Inu e 3 chow chow, oltre ad essere trasportati in maniera inadeguata, erano malnutriti e insufficientemente abbeverati. Inoltre sono emerse diverse discrepanze tra quanto dichiarato nei documenti e il trasporto su reale età dei cuccioli. Pertanto il conducente, unitamente al trasportatore e al rivenditore, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine per maltrattamenti di animali, falso documentale e traffico illecito. 22 cuccioli, sottoposti a sequestro, sono stati affidati al canile di Udine, mentre 8, bisognosi di cure, sono stati ricoverati presso una struttura veterinaria. All'indomani della conclusione dell'operazione si è appreso della morte di uno dei cuccioli ricoverati e dell'aggravamento delle condizioni di salute per altri 3. Per questo motivo agli indagati è stato scritto anche il reato di uccisione di animale. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato posto sotto sequestro. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.